Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Carissime sorelle, siamo giunti alla terza domenica di Quaresima. Il cammino verso la Pasqua ci fa ascoltare oggi il grande brano, la grande lettura del capitolo 4 di Giovanni, la Samaritana, o meglio l'incontro di Gesù con la Samaritana e il dono che egli le fa dell'acqua viva, su cui rifletteremo nell'omelia. Pensavo, mentre mi preparavo a questa Santa Messa, che a voi è chiesto in questi giorni, in queste domeniche, di vivere ancor più profondamente e con più generosità il vostro compito, che è quello di essere segno e strumento di preghiera e di intercessione per il popolo di Dio. In queste domeniche certamente voi siete chiamate a farvi tramite di tutti i fratelli e le sorelle che pregano nelle loro case, ma non possono celebrare i santi misteri nelle loro chiese, che pur rimanendo aperte non hanno la celebrazione eucaristica. Voi siete chiamati a farvi tramite anche della preghiera, dell'invocazione del popolo di Dio e per il popolo di Dio. Viviamo proprio bene e vi invito a vivere profondamente e con grande fede, speranza e carità questo compito che il Signore vi affida. Prepariamoci a vivere bene questa Santa Messa. Siamo in comunione con tutti quelli che attraverso le frequenze di Tenda TV e di Telechiara ci seguono e che ringrazio. Mettiamoci davanti al Signore rinnovando la nostra fede, chiedendo il suo aiuto e la sua misericordia. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai partecipi del tuo corpo e del tuo sangue, abbi pietà di noi. E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo.
Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te, là, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Entrate, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, essendo qualcuno è disposto a morire per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, Tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a far provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a Lui ed Egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta.
I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che conoscete, che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse: che cosa cerchi o di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. In queste domeniche di Quaresima dell'anno A leggeremo, a cominciare da oggi, e poi domenica prossima e domenica 15, leggeremo i grandi Vangeli che accompagnavano l'ultimo tempo di preparazione per i catecumeni prima del battesimo che avveniva nella notte di Pasqua, la veglia pasquale. I Vangeli rappresentano Gesù come acqua viva, il Vangelo della Samaritana. Gesù come luce del mondo, domenica prossima il Vangelo del cieco nato. Gesù vita. Vita per sempre, il Vangelo della risurrezione di Lazzaro. Oggi abbiamo letto questo primo grande Vangelo, il capitolo 4 di Giovanni. Mi soffermo soltanto su un versetto, alla luce anche delle parole di San Paolo nella seconda lettura. Chi beve dell'acqua che io gli darò, dice Gesù, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua
che io gli darò diventerà per lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Che cos'è quest'acqua che diventa sorgente che zampilla per la vita eterna? Quest'acqua viva che solo Gesù può dare. Non è certo l'acqua del pozzo. La Samaritana stessa ha intuito che è un'acqua tutta particolare. Potremmo vedervi il dono della fede, certo. Ma ancor meglio, alla luce della seconda lettura che ci suggerisce per certi aspetti di interpretazione di quest'acqua, potremmo vedervi il dono dell'amore di Dio. Il dono dell'amore di Dio. L'amore di Dio, ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, quell'amore che ci precede, che non aspetta che noi siamo buoni per dare la sua vita per noi. Abbiamo sentito, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quella donna samaritana, se ci pensiamo bene, cercava l'acqua, ma nella sua vita cosa cercava? Cercava proprio questo, cercava l'amore. Cercava l'amore. E lo cerca però in modo sbagliato. Lo cerca cambiando uomini a ripetizione. 5 uomini hai avuto e quello che hai adesso, che è il sesto, non è tuo marito. Purtroppo si tratta di un copione che vediamo ripetersi anche oggi, purtroppo. Ciò che tutti, uomini e donne, cercano è proprio l'amore. Certo, cercano la salute, cercano i soldi, cercano il benessere, ma alla fine cercano l'amore. Cercano l'amore. E spesso il modo di cercarlo è proprio questo, attraverso esperienze affettive e sessuali continuamente ripetute. Ma si trova proprio l'amore in questo modo? Direi di no. Si rischia piuttosto di trovarsi più soli e più assetati di prima, dal momento che invece di donarsi all'altra persona si cerca solo di ricavare qualcosa da essa, qualche momento di affetto, qualche momento di piacere. Ma in questo modo non si trova l'amore. Finito il momento di passione, non resta più niente. E ci si butta perciò su altre relazioni, frammentando sempre più la propria vita. È la giostra che ci viene illustrata spesso sui giornali, sui rotocalchi, ma che si diffonde anche nel costume più diffuso. L'acqua, bevendo la quale non si avrà più sete, dice Gesù, è un amore diverso, è l'amore di Dio. Quell'amore che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ci è stato dato. Non dobbiamo ci è stato dato. Si tratta di accoglierlo. Ma questa espressione, l'amore di Dio, se ci pensiamo, non è proprio così semplice. È un'espressione che può significare cose diverse. L'amore di Dio. Anzitutto l'amore che Dio ha per noi, certo, ma è anche l'amore nostro verso Dio. Ed è anche l'amore come ama Dio. Ecco, fermiamoci a riflettere su questa frase che spesso ripetiamo. L'amor di Dio. A volte lo intendiamo come il nostro amore verso Dio, a volte l'amore di Dio verso noi. Ecco, riflettiamoci un po', visto che l'abbiamo ascoltato nella parola della Scrittura. Anzitutto, l'amore che Dio ha per noi. Questo è certamente il primo significato ed è la cosa più importante. Saperci amati per sempre da Dio. Sapere che nella nostra vita possiamo contare per sempre su questo amore fedele, misericordioso, gratuito. È interessante quello che dice San Paolo, no? Chi è che dà la vita per uno che non conosce?
neanche per uno che conosciamo, a volte non siamo capaci di dare la vita. Bene, Dio ha dato la sua vita per noi in Gesù Cristo quando eravamo lontani, peccatori. Un amore che ci libera da tante ansie, dalla paura di non contare niente per nessuno, che spesso è una paura profonda che noi abbiamo. Provate a pensare alle paure dei bambini, degli adolescenti, a volte, che hanno l'impressione di non essere amati da nessuno. Che ci libera dalla necessità angosciosa di trovare sempre nuove gratificazioni affettive che riempiano la nostra solitudine. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Dice San Paolo. L'amore che Dio ha per noi è veramente una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Anche il momento che stiamo vivendo, di paura, di smarrimento. Se noi davvero prendessimo sul serio questo amore, ecco, non è che faccia scomparire immediatamente il pericolo, però libererebbe il nostro cuore, lo renderebbe più sicuro. L'amore che Dio ha per noi è questo, anzitutto quest'acqua viva che zampilla per sempre, per l'eternità, perché se c'è una cosa che dura per sempre è proprio questa, l'unica. L'amore di Dio è anche l'amore che noi possiamo avere per Dio. Lo Spirito Santo ha riversato nei nostri cuori l'amore verso Dio, l'amore che Dio ha per noi, ma anche l'amore verso Dio. Ci rende capaci di amare Dio. Come dei figli, certo, come dei figli, riconoscete. Come Gesù, certo, come Gesù, il figlio amato e capace di amare. Mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Non più indifferenza, non più paura nei confronti di Dio Padre, ma amore filiale. E anche questa è una sorgente di acqua che veramente disseta la nostra vita. Il tuo cuore viene unificato, non è più disperso in una miriade di bisogni e di desideri. Hai scoperto il vero tesoro e dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E infine questo amore di Dio riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo è il modo stesso di amare di Dio. Lo Spirito Santo riversa nel nostro cuore, nella nostra vita, la grazia di poter amare come ama Dio, come ama Gesù. D'altra parte Gesù ce lo dà come comandamento, questo mio comandamento, amatevi come io vi ho amati. E come ci ha amato Gesù? Come ama Dio. Perché Gesù è il figlio eterno di Dio, fatto uomo. Amare come ama Dio, cioè non catturando l'affetto o il corpo di un'altra persona, non strumentalizzandolo ai nostri bisogni, ma a prendere davvero il nostro cuore, facendole posto nella nostra vita, donandole il meglio di noi stessi. Solo Gesù, grazie al suo Santo Spirito, può farci questo dono, può donarci quest'acqua che spegne la nostra sete. Signore, dammi di quest'acqua. Facciamo nostra la preghiera della Samaritana. Signore, dammi di quest'acqua, donami il tuo Spirito perché io possa davvero sperimentare quanto tu, oh Dio, mi ami, l'amore di Dio per me, perché io possa amarti a mia volta, l'amore mio verso Dio, e perché sia capace di amare i fratelli e le sorelle con lo stesso amore che tu hai e hai messo nel mio cuore. Allora il mio cuore troverà risposta, la sua sete di amore sarà davvero colmata, ma anche sarà capace di diffondersi agli altri, rendendo l'ambiente, le nostre famiglie, i nostri rapporti, le nostre relazioni degne di Dio, degne del suo amore, degne del suo progetto di amore verso di noi.
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Dopo aver ascoltato la parola del Signore, aver professato la nostra fede, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera fiduciosa al Signore. Comprendiamo tutte le persone che in questo momento vogliamo ricordare il Signore, a cominciare dalla Chiesa, all'intera società, alle persone che soffrono, agli ammalati. Rispondiamo con fede dicendo: ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per la Chiesa, in questo tempo di prova, cresca nella fede e si riscopra assetata di Cristo, indicando in Lui l'unica fonte alla quale attingere la vita, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per coloro che guidano le nazioni, sappiano servire i veri bisogni degli uomini, delle donne e dei bambini, per una vita dignitosa e stabile, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per quanti, giovani o adulti, avvertono inquietudine nel cuore e confusione negli affetti, come la donna samaritana, possano incontrare Cristo e affidare a Lui la propria sete di amore pieno e infinito, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per gli sposi, ravvivando ogni giorno il dono di Dio ricevuto nel matrimonio, gustino con gratitudine l'acqua viva che viene da Cristo e la diffondano con generosità, preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. affidiamo al Signore tutti i nostri fratelli e sorelle che vivono momenti di trepidazione, di ansia, di dolore per la malattia, per il contagio che sta diffondendosi. Ricordiamo in modo tutto particolare coloro che sono chiamati in questo momento ad assisterli negli ospedali, nelle case di cura, perché il Signore dia loro forza e salute. Per questo preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta la nostra preghiera, o Signore, e nella tua bontà e misericordia esaudiscila per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che vive e regna per i secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
umili e pentiti, accolici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. E pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, ad onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare ai nostri fratelli per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede, e di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, e uniti agli angeli celebriamo la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo, la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare Lucia e Francesco, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Accogliendo l'invito e l'insegnamento di Gesù e facendoci voce di tutti i nostri fratelli e sorelle che in questo momento sono in comunione con noi e di tutti gli uomini che magari fanno fatica a rivolgersi a Dio pregandolo, cantiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello,
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione conclusiva, un grande grazie a voi, care consorelle, monache di clausura del monastero cistercense di San Giacomo di Veglia,
per questa ospitalità che offrite alla celebrazione eucaristica e per l'impegno che ci mettete in questi giorni nell'essere, come ricordavo all'inizio, tramite di preghiera per tutti. Ecco, ci ricordate questa importanza della preghiera e la vivete. Ecco, vi raccomando davvero di pregare per tutto il nostro popolo, per questo momento di prova che stiamo vivendo. Ringrazio gli operatori di Tenda TV e Telechiara che trasmette questa celebrazione. E mi rivolgo a tutti coloro che ci seguono dalle proprie case. È un momento di prova, di paura, di preoccupazione grande, di sofferenza anche per qualcuno magari. Ecco, io invito tutti ad aver fiducia, a non perdere la fiducia nel Signore. Il Signore non ci abbandona, come abbiamo sentito nell'annuncio della Sacra Scrittura di oggi, non ci abbandona mai. Avere quest'acqua viva che è la presenza del suo amore in noi ci dà forza anche per affrontare questo momento di tribolazione. Un ricordo e una preghiera tutta particolare, come abbiamo fatto anche nella Messa, per coloro che sono chiamati proprio per professione, che svolgono con grande generosità a prendersi cura di coloro che sono colpiti dal contagio. È un momento molto difficile anche per loro, per le loro famiglie, li ricordiamo in modo particolare nella preghiera e per loro chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso conceda a tutti voi come il figliol prodigo la gioia del ritorno nella sua casa. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore.